Ma cosa fai qui? Cosa fai qui? Hai visto? Hai visto che cosa hai fatto? Ma sei completamente impazzito? Ti ha dato di volta il cervello? Che cosa ti avevo chiesto di fare? Di decorare la siepe nel viale d'entrata. Decorare la siepe, sì. E come ti avevo chiesto di farlo? Con il simbolo degli Asburgo, per onorare la principessa Sissi. E tu l'hai mai visto, lo stemma degli Asburgo? Sì, un sacco di volte, sì. Un sacco di volte. Bene. E com'è fatto? C'è un'aquila con due teste, Sì, le ali, le zampe. Le zampe, sì. E dove guardano queste teste? Dove guardano? Una a destra e una a sinistra. Quella roba lì? E che cos'è quella roba lì? Con i becchi che si beccano, che si baciano? Signor Zorovic, mi faccia spiegare. Questa è una mia reinterpretazione. Sentiamo. Allora, lei deve immaginare che i colli, no, delle aquile si girano e le due teste, toccandosi, formano un cuore. Love, libe. No? Nel senso, quest'aquila, ok? Uno stesso corpo con due teste diverse, smette dopo tanti anni di guardare da un lato e dall'altro verso guerre, nemici, ma finalmente si gira, si guarda e dà vita a una nuova era di pace e amore. Amore. Ma tu sei completamente matto. Adesso ho capito che cosa vuoi fare. Tu vuoi rovinarmi, Rovinare la mia reputazione, quella di tutta Villa Zorovic. Ma non ti lascerò farlo, assolutamente no. Ma dico, ma tu lo sai che tra poco sarà qui l'imperatrice, sì, e che prima dell'imperatrice sarà qui la sua dama di compagnia che viene a fare l'ispezione per verificare che Villa Zorovic sia idonea, adatta ad ospitare un'imperatrice. E tu lo sai che questa dama di compagnia è una pettegola che va in giro a sparlare di qua e di là, e così verrà fuori che Villa Zorovic è in decadenza, è andata in malore, che io non sono un servitore dell'impero. No, non te lo lascerò fare in nessun modo. Adesso sai che cosa fai tu? Prendi queste belle cesoie e vai a rimediare immediatamente a quello proprio che hai fatto in giardino. Hai capito? Ma che meravigliosa reinterpretazione della nostra augusta aquila bicipite! Ma è deliziosa! Sì, ne sarà estasiata! Complimenti! Grazie. Che bella idea! È soltanto un piccolo omaggio che mi sono permesso personalmente di far preparare per onorare l'imperatrice e l'impero tutto. Ma ci è riuscito perfettamente! È veramente, veramente adorabile! Ma ditemi, ne avete altre? Altre di che cosa? E di queste deliziose aquilette amorose? Di quelle... No, pensavamo che una fosse più che Pensavo sufficiente. Pensava che una fosse più più che che sufficiente, perché non sappiamo se le altre piaceranno. Sì, ne vorrà tantissime altre! Tantissime. Bene, benissimo. E allora vado subito dalla sarta e ne faccio cucire qualcuna. Sui tovaglioli, ad Sui esempio. tovaglioli, Sì, benissimo. E magari sulle federe dei cuscini. Magari sulle federe dei cuscini. E perché no? Ecco. Sugli asciugamani. Benissimo, sugli asciugamani. Benissimo. Vado subito. Vada. Vado. Ecco, tenga le cesoie. Arrivederci, signor Zorovic. Con permesso, Arrivederla. Vado sugli Oh, ma asciugamani. che carine, guardi. Oh, finalmente queste due aquile la smettono di guardare lontano verso nemici, altri paesi, guerre, carestie, e si guardano l'un l'altra con amore. Guardi che carine, sembra perfino che formino un cuoricino. Ma è esattamente quello che pensavo, che pensava il signor Zorovic quando ha fatto... Mi dica la verità, tra me e lei. Sì. È opera sua, non è così? Beh, Sì. sì. Guardi che si capiva che il suo capo non sapeva neanche da che parte tenere in mano le cesoie. Così. Vabbè, comunque io sono Teresa Bauer. Ah, molto piacere. Sono la dama di compagnia, non baci, la dama di compagnia, nonché l'ispettrice ufficiale della principessa Sissi. Ah, molto piacere. Io sono Carlo Felluga, giardiniere tuttofare qui a Villa Zorovic, sì. Senta, signorina Bauer, come sta andando questa ispezione fino ad ora? Niente male per adesso, signor Luigi. Arrivederla. No, mi chiamo Carlo. La valigia, signorina Bauer, io mi chiamo Carlo.
Buongiorno, buongiorno. Signori, siete collegati? Ecco, vi prego di attivare le vostre videocamere.
Signori, ecco, benvenuti. Buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Grazie. Buongiorno. Good morning. Buongiorno. Salve a tutti. Ma com'è questa cosa che non si sente nulla? Mi sentiamo, sentite? la sentiamo, signora Hack. Ho indetto questa riunione per annunciare l'arrivo di una nuova inquilina, la principessa Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, un'imperatrice. Mi sentite? E chi sarebbe questa donna? Come? Ma dai, signor Cesare, è l'imperatrice, Sissi. Sì, ho capito. Ha giocato con la nazionale femminile di Brasile. Ha giocato negli anni 90. Sì, la conosco. Non sono mica sordo. Sordo, stroppa, nava, costa curta, baresita, soti, Moldini Paolino. Ma Sissi è l'imperatrice d'Austria, regina apostolica d'Ungheria, Ecco, sì. di Boemia e anche di Croazia. Imperatrice, è un vero onore averla qui con noi altri. Molto piacere. L'imperatrice sarà qui con noi per qualche tempo. Il castello di Miramar è in ristrutturazione con il bonus 110%. Volevo dire una cosa all'amministratore. Dica. Perché non facciamo richiesta anche noi? Che... Ma hanno fatto già richiesta di Biagio, di Livio, di Matteo e anche di Del Piero. Sì. Basta parlare con le banche. Ancora con questa storia? Ma che sei ammattito? Io non do anticipo a nessuno. Io devolvo tutto il gattile, capito? Io ho lavorato per molti anni in banca. Lasciamo stare, che è molto meglio. Ne parliamo un'altra volta, signori. Vi presento l'imperatrice Sissi, vostra altezza. I nostri condomini vogliono presentarsi. Lui è il signor Cesare Maldini, forse non lo conoscerà, non avrà mai sentito il suo nome, ma è un personaggio molto Come importante. non mi conosce? Ma la signorina mi conosce di sicuro. Ho fatto 400 presenze nel Milan. Voi Milan, voi. E poi in nazionale sono stato allenatore a Francia 98. Maledetto piede a banana di Gigi di Biagio. Mi dispiace, signore, non l'ho mai sentita nominare. Sa, io viaggio molto, ma non mi fermo mai a lungo nello stesso posto. E mio figlio Paolino lo conosci? Voi Paolino sulla fascia che fai gol. No. Ecco James Joyce, l'autore dell'Ulisse, un grande letterato. Imperatrice, mi dispiace per questa riunione. Guardi, mi scuso a nome dell'amministratore. Sarà già stato per lei un viaggio faticoso arrivare fin qui a cavallo. No, non sono venuta con i miei lipizzani. Sono venuta qui in pochi minuti d'auto. Troppo comunque, povero tesoro. E insisti a farlo stare in queste riunioni su Zoom. Bisogna serrare e chiudere veloce. Non è possibile tenere la principessa qui. Lo vedete com'è stanca? A me non sembra anzi che abbia una pelle delicata, dei capelli meravigliosi. Grazie. Li curo ogni mattina per almeno 3 ore. Il loro segreto sta nel lavaggio che la mia governante fa ogni 3 settimane con tuorli d'uovo e cognac. Voi con lo zabaione che mi sveglio. Cognac? Allora andiamo a bere, andiamo a ballare. Una serata straordinaria, fanno 70, 80, 90. E che cosa si balla? Un valzer di Johann Strauss figlio? Oppure delle musiche di Giuseppe Verdi? 70, 80, 90, ma di quale secolo parliamo? Del nuovo secolo. Devi assolutamente ascoltare musiche nuove, meravigliose, ma soprattutto la grande disco music. Allora, usciamo. Al castello non mi lasciano mai fare niente, solo qualche cavalcata, un po' di ginnastica. Ma adesso che sono in città voglio godermi la nuova era, libera da tutti i vincoli di corte. Oh, ma chi starà con i miei animali? Nel trasloco ho portato tutti i miei animali. Altri animali? E quelli lì mica sporcano? Dico, sono anni che mi batto per tenere i miei gatti, che poverini non fanno niente, e sono degli amori. Per anni mi avete rotto le scatole per i miei gatti.
E adesso accettate altre bestie? Professoressa, per amor di Dio! Oh, non ricominciamo con codesta storia, E lo sapete bene che sono atea. La mia legge è il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. Kant! Questa è un'altra inquilina, la professoressa Hack, prima donna in Italia a dirigere un osservatorio astronomico, quello di Trieste. Non è vero, dottoressa? A me non me ne frega niente di codesta storia, E nemmeno dei titoli, caro amministratore chiacchierone, Se non mi lasciate i miei gatti, io mi arrabbio, Dottoressa! Ma non c'è una stalla qui? Mi avevano promesso il migliore trattamento per tutti i miei cavalli. Cavalli? Fissa! Cavalli! Amministratore, sei fregato, E ti lamentavi dei miei gatti, ti lamentavi, Adesso avrai dei problemi molto più grandi da seguire. Ah, guarda, siamo andati dalle stelle alle stalle. Senta, non è necessario parlare di Ho queste portato cose. anche dei gatti comunque. Me li potrebbe tenere lei? Ma io sono la gattara più famosa di Trieste. Ma certo che te li tengo i gatti. Un gatto, ricordatelo, non si rifiuta mai. Perfetto. James, caro, andiamo. Veramente dovrei introdurre ancora il signor Italo Svevo. Salve, io volevo dire una cosa. Dica. Solo che lei è bella, è bellissima. La sua bellezza mi ha colpito. Mi colpisce la sua delicatezza, la sua profonda umanità. Sento il mio cuore palpitare per lei, è lei sola, è il destino che ci ha fatti incontrare qui, e io voglio dirle una sola cosa, una cosa molto importante. Mi vuole sposare? No! James, chiudi questo computer, andiamo a vivere un po' di vita notturna. Va bene, arrivederci a tutti, buona giornata.
Oh, signor Filiberto, come va? Sono Anche Carlo, lei qui. Signor Carlo. Buongiorno, Come va? signorina Cosa Bauer. fa di bello? Leggevo un libro di poesie rinascimentali. Addirittura le Sì. poesie rinascimentali. Sì, che, sì, che meraviglia. sì. E cosa fa con quella rosa? No, non sarà mica per me, no? No. Io ogni mattina taglio una rosa e me la metto nel panciotto. Mi sembra un po' lunghina. Sì, ma non è questo il panciotto, ne ho un altro Ah. più, sì. Quindi niente, così faccio ok. questo cosa No, qua. perché sì. sa, per un Sì. attimo avevo pensato che anche lei, come molti altri uomini, si fosse così un po' infatuato di me. No, io non le nascondo che lei è una donna molto, molto affascinante e che al nostro primo incontro ieri mi sembra ci sia stata una certa alchimia, no? Insomma, non si allarghi. No, appunto no, però ecco, e quindi da qui a infatuarmi di lei ce ne Molto basta. bene, Sì, molto bene. Vedo sì, che sì. siamo sulla stessa lunghezza d'onda, Sì, signor sì. Gesualdo, perché sa, Carlo. capita spesso che grazie a questa mia giovialità, a questo carattere gentile, molti uomini scambino, non so, questa mia attitudine così, per delle avance, ma in realtà io faccio semplicemente quello che noi donne facciamo da sempre. Cioè? Beh, dai, l'avrà capito. Sì. Cos'è questo silenzio? Su via! Noi dobbiamo fare gli occhi dolci agli uomini per ottenere quello di cui abbiamo bisogno. Ah, Cos'è questo silenzio? Su, non mi dica che non lo sa. Guardi, c'è scritto anche qua, nel suo libello di poemetti. Vede? Oggi è capitato a lei, ai tempi era capitato al cavalier Riccardo. povero cavalier Riccardo. So anch'io la virtù magica d'un guardo a tempo e loco, so anch'io come si bruciano i cori al lento poco. D'un breve sorrisetto conosco anch'io l'effetto, l'immenso
menzognera lagrima d'un subito l'amor. Conosco i 1000 modi dell'amorose frodi, i vezzi e l'arti facili per adescare un cor. D'un breve sorrisetto conosco anch'io l'effetto, conosco d'un subito languore, so anch'io la virtù magica per ispirare amor. Conosco l'effetto, ah sì, ah sì, per ispirare amore. Ho testa bizzarra, son pronta vivace, brillare mi piace scherzare. Se monto in furore tira addosso al segno, ma in riso lo sdegno va presto a cangiare. Ho testa bizzarra, ma cuore eccellente, un cuore eccellente. So anch'io come si bruciano i cori a letto. D'un breve sorrisetto conosco anch'io l'effetto di menzognera lagrima d'un subito l'amor. Conosco 1000 modi dell'amorose frodi, i vezzi e l'arti facili per adescare un cor. D'un breve sorrisetto conosco anch'io l'effetto, conosco d'un subito l'amore, so anch'io la virtù magica per ispirare amor. Conosco l'effetto, ah sì, ah sì, per ispirare amore. Ho testa bizzarra, son pronta vivace, brillare mi piace scherzare.
Signori? Signori, mi sentite? Mi sentite? Ecco, buongiorno. Benvenuti. Non si sente! Eh? Maremma maiala, con codesto aggeggio non sento niente. Mi sentite? Io non sento nulla. Aldo, dove sei finito? Nessuno mi aiuta. La sentiamo? Un attimo di attenzione. È successa una cosa molto grave. Hanno rubato una coppa a Maldini. Non è vero, signor Cesare? Potrebbe spiegarci meglio? Non una coppa, ma la Coppa dei Campioni. Ecco, sì. Che ho vinto col Milan nel 63 a Wembley. È stata una grande vittoria contro il Benfica di Eusebio. Per Maldini quella coppa rappresenta un successo storico, non è vero? È stato il primo club italiano che ha vinto una Coppa dei Campioni. Ecco, sì. Me l'hanno lasciata tenere a casa per una mostra che faranno a Servola. La coppa è sparita. Qualcuno ha visto qualcosa? Qualcuno l'ha forse presa? Vado a Servola sotto la pergola, vado a Servola domani. La prego. Oh, questi problemi non mi riguardano. Non saprei che cosa farmene di una coppa. Ne ho tantissime di oro purissimo nelle mie residenze. Signori, io non posso mentire. Sapete che ho un problema con denaro. Sì. Infatti. Io avrei preso volentieri coppa. Mirac. Ieri eravamo con Sisi. Lei può testimoniare. Cosa ti ho imparato ieri sera che abbiamo fatto? Nottolada. Brava, nocciolata. Siamo appena tornati di Seratona. Sì. Bene. Siamo andati Bene. dappertutto in città. Mi avete chiamato quando mi stavo per buttare in letto. Ieri sera abbiamo fatto grande festa. Siamo andati di giro completo di Movida di Trieste. Prima cena di ristorante Bonavia, con arrosto, capozigarbi, purè di patate, Presnitz. E poi via Torino, piazza Venezia, piazzetta Malcanton, che grandi bevode, Dio Polo di Lissa. Bene. E infine, a San Giusto siamo andati per mangiare un panino che ha fatto un po' di tappo. E tutto questo per dire che noi non abbiamo visto niente. Noi eravamo via fuori di casa. Capisco. Mi dispiace. No, la smetta. Ma guarda che biscaro. Anche se fosse stato presente, non avrebbe sentito nulla in quelle condizioni. E sta sempre ubriaco. Arrosti. Vegetariani bisogna essere. La carne sarà buona, sarà saporita, ma può sempre cadavere. Lei, signor Ettore Schmitz? Forse sarà stata mia suocera.
quell'arpia, Olga Veneziani. Comunque io ero via tutto il giorno. Prima in farmacia per tutti i miei problemi e poi in biblioteca civica a leggere Schopenhauer. Ah, Beckenbauer? no. Non sarà mica stato Beckenbauer? Ma no, Con signor- tutte quelle coppe che hanno vinto i tedeschi. Arthur Schopenhauer, Ecco, non Beckenbauer. E poi Nietzsche. Nietzsche. Ah, anch'io sono stato un grande vice di Berzot nell'82 quando abbiamo vinto i campionati del mondo. Volvo Cesarino con Paolo Rossi, Tardelli Va bene. e Altobelli. Altobelli, sì. E nessuno si muova finché non viene fuori la mia coppa. Ecco. E basta, Allora, e basta. E a me delle sue coppe. E non me ne frega niente. Io adesso sono impegnata, Ho un'intervista su Fede e Scienza. E poi devo andare dalla veterinaria che il mio povero Mercurio ha i vermi, Signori, se la coppa non viene fuori io devo chiamare la polizia, Sarà convocata una nuova riunione domani. Arrivederci. Arrivederci.
Sì, io ho capito, però e sono settimane che ci provo, ma no, non ne vuole sapere, non ci sente da quell'orecchio. Te l'ho detto, sono dovuta ricorrere alle maniere forti. Però adesso mi serve un po' di tempo, il tempo è meraviglioso, cara, qui, sì, è tutto bellissimo, la principessa è entusiasta e niente, però io adesso non ho tempo di stare qui a parlare con te di queste ciarle inutili, ci sentiamo più avanti, cara. Sì, ciao, salutoni. Oh, salve, signor Gualtiero, come sta? Carlo. Come Buongiorno, va? signorina Bauer. Mi scusi, non volevo disturbarla, è che dovevo proprio andare di là e... No, ma non si preoccupi, lei qui è a casa sua, sa, è solo che mi chiama spesso questa mia amica molto pettegola che vuole sapere tutto di come vanno le cose qui a Trieste, i pettegolezzi sulla principessa e così. Però lei è a casa sua, insomma, con questi fiori che ha sempre con sé per il suo panciotto. È un altro panciotto più grande? No, signorina Bauer, no. Non è per il mio panciotto e neanche la rosa di ieri era per il mio panciotto. E che dopo che abbiamo parlato e ho capito come lei si relaziona con gli uomini, ho capito che non ho nessuna speranza con lei. E ci sono rimasto un po' male, perché ho mentito, io mi ero un po' invaghito di lei. E allora me ne sono andato nella mia serra, sono stato un po' da solo a pensare e alla fine ho capito una cosa. Ho capito che dopo tanti anni il mio cuore era di nuovo pronto per amare. E poco importa se non sarò corrisposto o meno. La cosa importante è che grazie a lei, Teresa, io sento che posso amare di nuovo. E quindi questa rosa è per lei. Beh, che cos'è questo silenzio? Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. E chi ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi. È quello che mi manca nel mare del silenzio, mi manca, sai, molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. E vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento, amore, ti sento nel mio cuore. Stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai. Tu non avevi perso mai. Tu non avevi perso mai. Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. Ma ci son cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. E vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto.
ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, tu non avevi perso mai, tu non avevi perso mai. Signori, ci siete? Avete attivato... No, avete attivato le vostre video... Buongiorno, imperatrice. Benvenuti, benvenuti. Ecco. Ma maiala! mi E stiamo mica bene. posso stare davanti a questo aggeggio tutto il giorno, eh? Ho già passato tutta la notte a guardare le stelle. E potrò dormire almeno un pochetto. Siamo tutti pieni di impegni, ma non sono stati trovati né il colpevole né la coppa. Qualche altra informazione? Certo. È una disgrazia. Lo so. Ma che ci possiamo fare noi? È già difficile vivere. Ciascuno dovrebbe ascoltare la propria coscienza. Ma è complicato, come per Zeno. Sì, capisco. Vedrà che forse col tempo... Ma quale tempo? Siamo alla fine del secondo tempo. Siamo in recupero, eh? Siamo in zona Cesarini. La coppa deve venire fuori subito. Vi ho dato la possibilità di farvi avanti, ma nessuno di voi ha parlato. Signor Joyce, lei sa di essere uno dei principali sospettati. Tutta la città conosce i suoi problemi economici e conosce anche i suoi vizietti, diciamo. No, non ho vizi. Siete voi che non sapete godervi la vita. Rivendendo quella coppa si Sì, potrebbero sì. fare tanti soldi. Non è vero? Aveste dovuto dirmelo. Allora non sarei andato fuori. Sarei rimasto a casa per rubare la coppa di Maldini. Ah, bene, bene. Anzi, no, pensandoci bene, sarei andato fuori comunque. Sì, a bere e a ballare. Bene. E ho capito che sono uno che è sospettabile. Infatti. Ma io ho grande alibi di ferro. Ah, di sentiamo, ferro. che Alibi cosa? regali, perché ero insieme a Sissi. Confermo. Non l'ho perso di vista un momento. Scusate, ma adesso sto facendo il mio trattamento per il viso a base di fragole. Sapete, dopo tutte queste nottolate, sono uscite delle piccole rughe. Sì. Diciamo che a un certo punto, cara Sissi, te che ne capisci anche di Joyce. No. Posso contare? Posso dire? Dica. Sono girato un attimo, tempo 2 minuti. Ho trovato Sissi a braccetto con mia statua di Ponte Rosso che parlava anche con statua. Sissi non reggi alcol. Che imbarazzo. Bene. Sì, però posso confermare. Abbiamo passato fuori tutta la notte. Capisco. E tante persone ci hanno visti e possono testimoniarlo. Anche dopo tutte le tue canzonette. Naturalmente non la indagherei mai, ma ho sentito che le piacciono i premi sportivi. Lei è una sportiva, imperatrice. Lo sono. Amo l'esercizio fisico, il nuoto, la ginnastica, le camminate veloci, l'equitazione, la scherma. E quindi non starà mica sospettando di me? No. Svevo, lei che ha cambiato nome, non è che voleva cancellare il suo passato? Alt. Anzi, il mio nome sottolinea la mia doppia cultura, italiana e tedesca. Conosco bene l'italiano, conosco bene la cultura tedesca e parlo anche dialetto. Sì, questo lo so. Sì, è vero che Joyce mi ha insegnato l'inglese. Mi ha insegnato anche un po' a vivere, per dire la verità. Ma non ci potete mica sempre associare. Mi pare che spesso voi due facciate comunella, comunque. Certo. Sì, ma io conduco una vita morigerata. Questo è vero. Nella mia vita 3 cose sono essenziali. Prima di tutto, sono un uomo.
Poi sono un poeta e non letterato. E poi sono triestino. Bene, bene. Inoltre devo gestire la ditta di vernici veneziani. Insomma, Italo, non ti capivi tanto self-control l'altra sera quando eravamo in Osmita. Le credo, signor Italo, non mi sembra capace di queste azioni. Signora Margherita, mi sente? Oh, ma che vuoi? Ah, mi chiama per nome, codesto condominiere. Non c'è più rispetto per una donna anziana. Margherita è il suo nome di battesimo. Dai, di nuovo con questa cosa. Io manco ce l'ho più il battesimo. Vabbè, non volevo... L'ho già detto che io sono atea. Ho capito. Tutti i popoli Che cosa? hanno sempre inventato, creato degli dei per spiegare tutto quello che la scienza non sapeva spiegare. Ecco tutto. Magari le è successo di aver preso la coppa per curiosità e poi le ha avuto un vuoto di memoria, una specie di piccolo buco Ma mi nero. stai a prendere per il culo? No. Non sono mica una vecchia rimbambita, No, non volevo dire questo. Guarda quello. Magari la mente si è annuvolata. Adescaro! È nebulose, stanno nel cielo. La mia mente invece è limpidissima. E pensi a lei che ha 40 anni e non ha manco vinto un Nobel. Va bene, resta un solo sospettato. Allora è un gruppo, una minoranza che vive qui. Io con queste cose mi dissocio, No, ma che È un cosa? linguaggio che non mi piace. Ma quale linguaggio? Parlo di una categoria di serie B, diciamo. In Serie B ho portato il Parma nel 79. No, signor Cello. Con Carleto Ancelotti. Bene. Abbiamo vinto lo spareggio con la Triestina. Voi Carleto! Sì. Voi Carleto! Io intendevo gli animali, ecco, supponevo che qualche animale avesse preso la coppa, magari giocandoci, come succede con le pantofole, ecco, per esempio, no? cavalli? I miei fatti! È tutta una scusa questa! No. Perché non volete gli animali? No, non era Com'è facile questo. dare la colpa a delle creature che non possono difendersi. Ma no, Andate a scusarvi con i cavalli della signora Sista Signora. e con i miei gatti! Metterò, sapete che cosa? Che cosa? Una pessima recensione per il vostro condominio. No, imperatrice. Non si può nemmeno definire una locanda. No, non dica così. Provate a scrivere online che questa è una struttura per animali, pet friendly. Vi denuncio. No, ma sì. Ho ragione, Hack. E faresti bene! Oh. Andiamo, Sissa! Via, Andiamocene fuori da codesta riunione! Signore. No! Un momento. La prego, per favore. La mia ultima possibilità. Hack. Almeno tu. Mi vuoi sposare? Mi sa che quello ha perduto il cervello! Sei già sposato! E con la Livia Veneziani! Ma che sei rimbambito? E lo sai come si dice? Chi va con l'inetto e diventa scemo! Va bene, arrivederci, signori. Arrivederci. Speriamo bene.
Sì, lo so, ho capito. No, non posso adesso. Ho fatto quello che dovevo fare, però adesso devo aspettare un attimo. No, perché sarebbe un passo falso adesso, non me lo posso permettere. E comunque il tempo è bellissimo in questa stagione, Trieste è davvero bellissima. Sì, è felice, però adesso, cara, senti, non possiamo stare qui a perdere tempo con te. E ci sentiamo presto, cara, salutoni. Sì, eccoci. Come si spegne, ecco. Oh, salve, signor Pandolfo, come sta? Bene. Sempre la sua amica pettegola che le chiede che voleva sapere dell'ispezione, no? Sì. E allora la ragguaglio periodicamente. Fino a questa notte credevo davvero ci fosse una sua amica pettegola che chiedeva informazioni sulla sua ispezione, sa? E cos'è successo questa notte? Cosa è successo, signorina Bauer? È successo che ho visto una figura in giardino avvicinarsi al glicine secolare, dissotterrare qualcosa, sotterrarla di nuovo ed andare via. Ho aspettato che la figura se ne andasse, sono andato a cercare e ho trovato una borsa. Non so cosa mi sconvolge di più, se il fatto che dentro la borsa ho trovato la coppa di Maldini o il fatto che quella figura era lei, signorina Bauer. No, guardi che io le posso spiegare. Allora mi spieghi, perché io adesso dovrò andare dal signor Zorovic, consegnargli la coppa e dargli il nome del colpevole. No, signor Carlo. Ah, si ricorda come mi chiamo, eh? Guardi che io le posso spiegare tutto, non è come sembra, sa? Lei deve capirmi, anche so che adesso ho perso qualsiasi credibilità ai suoi occhi, però... Sì. Però sa, la mia situazione è molto più complicata di quello che sembra. A casa mi aspettano una mamma troppo anziana e 2 sorelline troppo piccole per lavorare. E tutta la famiglia conta su di me. Sì, non mi paga da mesi. Questa è la verità. Quella tirchia con la storia di Miramare e della ristrutturazione del 110 non mi paga più. Io non vedo il becco di un quattrino da settimane e sono inseguita dai debitori. Quindi, non sapendo come fare, ho pensato che... Di rubare la coppa. Sì, ma tanto Maldini ne ha tante, una più, una meno. Allora,
Senta, signorina Bauer, secondo me se noi parliamo in faccia proprio al signor Zorovich... No! Sì, No! sì, gli raccontiamo la cosa a cuore aperto, No, così. no, ma è impazzito! Io magari- Ma che vergogna! Ma non magari ci io posso posso neanche pensare... Dovrò scappare! Idea.
Signori ci siete? Aprite le vostre videocamere per piacere. Signori ci siete? Ogni volta, ecco, buongiorno. Siete stati convocati per informarvi che la coppa è stata ritrovata nel nostro giardino. Il colpevole non è stato individuato, ma poco importa. Chiunque sia, lo perdono. Bene, Ho perdonato anche Gigi Di Biagio e la sua traversa. ecco sì. Adesso però vado a servola alla mostra su di me. Voi a servola. Meno male. Almeno una storia che finisce bene. Potrei prendere ispirazione per il mio nuovo romanzo. Una vita per la coppa. Allora, Una coppa propongo sì. un cin-cin. Oppure... Ieri ho scoperto coscienza con della Sisi coppa. nuova osteria. Ah, bene. Sisi vi saluta, dovuta partire, dovuta andare in barriera. Non largo barriera, ma Baviera. Viva! Ma ha lasciato i suoi gatti. E sono certa che non vi daranno fastidio dei gatti imperiali. Ma dei suoi cavalli! E quelli lì non li voglio vedere, E li lascio agli amministratori. Va bene, li porterò a Lipizza. Adesso godiamoci il Capodanno. Festeggeremo il nuovo anno tutti quanti assieme con una bottiglia donata dall'imperatrice. Buona idea! Non mancheremo. Volevo chiedere se stasera ci fa l'oroscopo per il nuovo anno. Ma Cesarino, ma che sei tutto ammattito? Io sono astrofisica e mica Non astrologa. l'ho detto mai. Ma sono cose da pazzi. Arrivederci, vi aspetto dopo.
Signorina Bauer, si fermi. Non penserà mica di andare via in questo modo dopo tutto quello che è successo? Signor Ettore, mi dispiace così tanto. Di che cosa le dispiace, signorina? Lei mi ha recapitato segretamente la coppa di Cesare Maldini che aveva trovato nel nostro giardino, sotto il glicine secolare. Nella sua lettera mi ha scritto che sarebbe partita molto presto stamattina, ma io mi sveglio molto presto e quindi non potevo che essere qui per dirle grazie. Grazie signorina, lei veramente ha risolto un grande problema e ha salvato la mia reputazione. Guardi, può chiedermi qualunque cosa, tutto quello che vuole. Ah, davvero? Sì. Beh, allora, se la mette così, non è che avreste bisogno di una domestica qui a Villa Zorovic? Una domestica qui a Villa Zorovic. Ma che cosa dice? Lei è abituata a servire al castello di Miramare, nei grandi palazzi di Vienna. E poi l'imperatrice, che cosa direbbe? Credo nulla, perché ha lasciato un bigliettino in cui si scusa, ma è dovuta partire all'improvviso. È andata a sciare in Baviera dal cugino Ludwig, sulle piste di Steinplatt. Ah, bello. Ah, conosce? No. Ah. Bene, allora se lei ha piacere può rimanere qui con noi a Villa Zorovic e farà parte della nostra grande famiglia. E allora festeggiamo tutto questo e soprattutto festeggiamo il Capodanno. Vi aspetto giù da me tra poco, eh? A tra poco, arrivederci. Beh, io non so cosa dire, signor Carlo. Non c'è niente da dire. Abbiamo parlato anche troppo. Che ne dice se ci beviamo su e cerchiamo di ricominciare? In fondo, anno nuovo. Vita nuova. Champagne, mio grande amore, tra la 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 la. L'oro che brilla il cuore, tra la 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 la. Brani fra i più degni s'accendono al tuo fuoco. Per un poco dimenticano i regni. Champagne, champagne, a te si rende omaggio. Bevere il migliore, bevere il vino santo. Champagne, champagne, champagne. Un re che tutti onorano, amano, devono, eccolo qui sul trono, champagne premier. Un re che tutti onorano, amano, devono, eccolo qui sul trono, champagne premier. Champagne premier. Il monaco in convento, tra la 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 la. Spesso non è contento, tra la 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 la. Allora si consola bevendo alla sorgente. E non gli importa niente se il naso si paviola. Champagne, champagne, a te si rende omaggio. Bevere il migliore, bevere il vino saggio. Champagne, champagne, champagne. Un re che tutti onorano, amano, devono, eccolo qui sul trono, champagne premier. Eccolo qui sul trono, champagne È un momento, ma che siamo tutti quanti impazziti qua, non è mica Capodanno, se non si fa un cin cin, E col maestro qua direttore, riesce alla mia altezza, ecco. Evviva, Viva! evviva! Auguri! Auguri a tutti quanti, Ma soprattutto, e non è Capodanno se non ci sta la Radetzky March! E vada maestro,
Io vado a sedermi, che è meglio. Venga, venga, dottoressa. Vado, di qua? Di qua, di qua. È buono, La Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi di Trieste, diretta dal maestro Matteo Firmi. Buon 2023 Trieste! Col vostro applauso ringraziamo anche la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste che ci ha sostenuto per questo spettacolo, tutti gli sponsor, il Caffè San Giusto, Trieste Trasporti, la Fondazione Casali. Noi vi ringraziamo di essere stati qui. Questo, non so, spero abbiate apprezzato, è stato uno spettacolo frutto di un lavoro di mesi, che è stato il frutto di un grande team che adesso chiameremo qui sul palcoscenico con un vostro grandissimo applauso. Partiamo dalla sceneggiatrice Matilde Cragnolini. Poi un grandissimo lavoro anche, avete visto, per tutti i video e il trucco importantissimo per riuscire a creare tutti i personaggi che avete visto. Un grande applauso ad Angela Romeo. E anche se so che è impegnato a fare video e se è possibile può venire qui davanti sul nostro palcoscenico anche chi si è occupato di tutta la parte audio, video, i montaggi che avete visto, Maurizio Bressan. E ora adesso chiamiamo sul palcoscenico ovviamente Anna Viola e Raffaele Prestinenzi, nostri cantanti, attori. E poi chiaramente un grandissimo applauso al poliedrico Julian Sgherla.
E ora vorrei chiamare anche qui il nostro maestro Matteo Firmi, che si è occupato anche di tutti gli arrangiamenti. E farei alzare in piedi la Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi, città di Trieste, cuore musicale di questa città. Spero vi sia arrivato il nostro augurio di buon anno, di passato spero in divertimento oltre che in buona musica, e vi auguriamo tanta felicità, tanta salute, si dice anche, tanti bori, anche si dicono anche questo, no? che non fa male, e ovviamente buona musica a tutti. Non so se il maestro qualcosa c'è. Grazie a tutti, grazie. Champagne, un grande amore, tra la 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 la, Luna del cuore, tra la 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 la. Smarrani tra i più degni si accendono al tuo fuoco. Il fuoco dimenticano i regni. Champagne, champagne, ma te si rende omaggio. Champagne, 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 un re che tutti onorano, amano, devono, eccolo qui sul trono, champagne premier. Un re che tutti onorano, amano, devono, eccolo qui sul trono, champagne premier. Champagne premier. Il monaco in convento, tra la 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 la, E sono nel convento, tra la 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 la. e allora si consola bevendo alla sorgente. E non gli importa niente se il naso si spagnola. Champagne, champagne, ma te si rende omaggio. Champagne, 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 un re che tutti onorano, amano, devono, eccolo qui sul trono, champagne premier. Eccolo qui sul trono, champagne La Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi di Trieste, diretta dal maestro Matteo Firmi, con Anna Viola, Raffaele Presinenti e Giulian Sgherla. Buon anno Trieste!